Buonasera a tutti amici di Ferro Team, siamo ufficialmente pronti per iniziare la serata della finalissima di Miss Aurora. Come potete vedere, la splendida Villa Ducale che ci ha ospitato in questi giorni è già pronta e stanno già finendo di apparecchiare il splendido staff di questa villa per poter iniziare ufficialmente la serata. Oggi andremo a conoscere tutte le concorrenti che abbiamo già visto nel nostro salotto più da vicino e le vedremo ufficialmente sfilare, e questa sera verrà eletta ufficialmente la nuova Miss Aurora 2023. Un bacio e ci vediamo tra pochissimo, mi raccomando, seguiteci. Siamo le Miss Aurora. Siamo le sarai, sei tu la stella, vincerai. Simon, buonasera a tutti, benvenuti in Villa Ducale per la finale di Miss Aurora 2023. Facciamo ancora sentire l'applauso a queste ragazze che abbiamo visto tutte, una più bella dell'altra, una più emozionata dell'altra. Hanno aperto in realtà delle veterane, le finaliste del 2022, e poi a seguire abbiamo visto tutte ragazze che questa sera cercheranno ovviamente di conquistarsi il titolo di Miss Aurora 2023. Ma io il primo grande applauso lo vorrei per MT Eventi, Manola Tabacco e tutto il suo staff, ma le vogliamo conoscere meglio perché le abbiamo solo viste, e allora andiamo a presentarle dalle, come dicevo, le finaliste del 2022. Ed è lei, la Miss Aurora in realtà 2021, Emma Banderne. Gioia Oyo, Miss Villa Ducale. Elena Costantino, Miss Pinky. Carlotta Scarpa, Miss Studio Luxury 2000. Beatrice Busetto, Miss Alter Ego. Rachele Salvagnin, Miss Venezia Moto. Irene Renosto, Miss DR. Ed Elena Porta, Miss Autoscuola Fast. Queste le finaliste del 2022. Adesso in rapida carrellata invece vediamo anche le finaliste di questa edizione. E quindi partiamo con la numero 1, Chiara Petrin, Miss Suki Shop. Numero 2, Ludovica Fallacara, Miss Natural Hair. La numero 3, Vanessa Galli, Miss Fashion Food. La numero 4, Claudia Scarpa, Miss DR. La numero 5, Flavia Iseni, Miss Red Rose. La numero 6, Virginia Poppi, Miss Nord-Est. Numero 7, Aurora Stocco, Miss Fashion Food. La numero 8, Martina Evatore, Miss Villa Mocenigo. Numero 9, Giada Cioluoli, Miss Carrozzeria Simeonato. La numero 10, Emma Tomasello, Miss Villa Anconetta. Numero 11, Arianna Muso-Bellin, Miss Villa Baretta. Numero 12, Sara Feltrin, Miss Dimmi di sì. Numero 13, Beatrice Gelain, Miss Crudo e Amarone. Numero 14, Silvia Boscolo, Miss Suavitas. Numero 15, Giulia De Battista, Miss Gioielli Garbin. Facciamo un salto e andiamo alla numero 17, Alice Pain, Miss G di Ferro Team. Numero 18, Asia Mauro, Miss Venezia Moto. Numero 19, Elisabetta Rossi, Miss Extension Lifestyle. Numero 20, Cosima Cassina, Miss Aurora. Numero 21, Beatrice Crestani, Miss DR. Numero 22, Gloria Bolcato, Miss Aurora. Numero 23, Giulia Ballan, Miss Extension Lifestyle. Numero 24, Daria Duta, Miss Villa Barbaric. Numero 25, Gaia Ferronato, Miss Aurora. E la numero 26, Laura Merenda, Miss Aurora. Eccole qui le nostre ragazze, prontissime questa sera farsi ammirare in tutta la loro bellezza, per farci conoscere anche un po' più di loro. E ovviamente tutte stanno così fremendo, perché è vero che in questi 3 giorni sono divertenti, sono stati emozionanti, si sono anche create delle belle amicizie. Eccole le nostre ragazze. Io direi che possiamo far partire ufficialmente questa finale con la prima uscita, quella in abito elegante. E allora iniziamo con la numero 1, Chiara Petrin.
alla numero 2, Ludovica Fallacara. Siamo alla numero 3, Vanessa Galli. Intanto è pronta per conoscere la numero 4, Claudia Scarpa. Passiamo alla numero 5, Flavia Hiseni. Siamo adesso alla prossima bellezza, è la numero 6, Virginia Poppi. Intanto arriva la numero 7, Aurora Stocco. E passiamo ora alla numero 8, Martina Evatore. Passiamo però alla numero 9, Giada Acciaiuoli. La numero 10, Emma Tomasello. Andiamo con la numero 11, Arianna Muso Bellin.
E continuiamo con la numero 12, Sara Feltrin. Siamo ora alla numero 13, Beatrice Gelain. Numero 14, Silvia Boscolo. Passiamo alla numero 15, Giulia De Battista. Andiamo avanti invece ora con la numero 17, Alice Pain. E passiamo alla numero 18, Asia Mauro. Finiamo con la numero 19, Elisabetta Rossi. Siamo alla numero 20, Cosima Cassina. Intanto arriva la numero 21, Beatrice Crestani. Ora andiamo con la numero 22, Gloria Boicato. Passiamo alla numero 23, Giulia Ballan.
Andiamo con la numero 24, Daria Duta. Andiamo con la numero 25, Gaia Ferronato. E concludiamo la nostra prima uscita in abito elegante con la numero 26, Laura Merenda. Tra pochissimo vedremo la seconda uscita valida per il concorso in bikini. Come va intanto? Tutto bene? Allora, dovrebbero essere già pronte? Perfetto. Allora, ricominciamo con la numero 1 in questa uscita bikini, quindi qui andiamo un po' più nello specifico anche del sorriso e della fisicità con la numero 1, Chiara Petrin. Continuiamo con la numero 2, Ludovica Fallacara. Continuiamo anche per la numero 3, Vanessa Galli. Poi andiamo con la numero 4, Claudia Scarpa. Numero 5, Flavia Iseni. E passiamo ora alla numero 6, Virginia Poppi.
avanti con la numero 7, Aurora Stocco. Arriva la numero 8, Martina Evatore. Andiamo avanti con la numero 9, Giada Acciaiuoli. Passiamo alla numero 10, Emma Tomasello. Passiamo ora alla numero 11, Arianna Musopellin. Ora passiamo alla numero 12, Sara Feltrin. Siamo con la numero 13, Beatrice Gelain. Con la numero 14, Silvia Boscolo. Andiamo con la numero 15, Giulia De Battista. Andiamo con la prossima che è la numero 17, Alice Pain.
Andiamo con la numero 18, Asia Mauro. Passiamo alla numero 19, Elisabetta Rossi. E noi continuiamo con la numero 20, Cosima Cassina. Con la numero 21, Beatrice Crestani. Ora arriva la numero 22, Gloria Bolcato. Andiamo con la numero 23, Giulia Ballan. Passiamo alla numero 24, Daria Duta. Andiamo con la numero 25, Gaia Ferronato. Concludiamo con la numero 26, Laura Merenda. Conclude questa seconda uscita in bikini. Devo fare un applauso alla nostra giuria però perché è stata davvero bravissima. Ma noi concludiamo questa sera con l'elezione di Miss Aurora 2023 e allora le vogliamo accogliere ancora per l'ultima volta tutte assieme le nostre finaliste 2023.
Eccole qui le nostre finaliste. Intanto la nostra Beatrice e la nostra Emma stanno consegnando a tutte le ragazze un omaggio Sua Vita, un omaggio Sun Lovers, nuovo sponsor per la prossima stagione di Miss Aurora. E inoltre lo diciamo già, il giorno 6 saranno ospiti presso il Tebena Vivo di Venezia per la serata dedicata alla mostra del cinema che penso di. Quindi già un impegno per queste ragazze che tanto vengono tutte omaggiate, ovviamente anche per aver partecipato a questi 3 giorni meravigliosi. Facciamo un applauso alle nostre Miss. E allora, care ragazze, iniziamo. Abbiamo tante fasce da consegnare, ben 12 pensate, quindi iniziamo proprio da 2 fasce speciali. La prima è quella di Miss Social. Miss Social viene premiata da Carlotta Scarpa, che adesso avrei dato la nostra Carlotta. Allora, Miss Social è stata eletta con il miglior punteggio realizzato su TikTok, ben 3572 visualizzazioni. Riceve un gioiello di Miss Aurora, offerto da Miss Aurora, un corso difesa personale Shibuya, un premio su T-Shop. Miss Social è Ludovica Pallacara, la nostra Miss Social, attivissima su TikTok. Riceve questa fascia speciale, ragazzi, mettetevi pure in centro così facciamo la bella foto. Miss Social è Ludovica Pallacara. Ragazzi, mettetevi pure in centro così facciamo la bella foto. Passiamo a Miss Fashion Food. A premiare chiamo Carlotta Aldinieri, salutiamo ovviamente Stefano Treghetti che non è potuto essere qui, patrona di Miss Fashion Food, che riceve un gioiello fatto da Miss Aurora, ma cena per 2 persone presso stavolta del su T-Shop. La fascia speciale di Miss Fashion Food se la giudica Giulia De Battista. Ed ora Miss PR a premiare Nicola Berton insieme a Irene Renosto, che è presente nel territorio nazionale con 30 punti vendita in continua espansione, diventato un solido punto di riferimento nella distribuzione di ricambi per veicoli industriali, autobus e rimorchi. L'obiettivo principale è la soddisfazione del cliente, raggiunta ponendosi come vero partner di crescita e costruendo un rapporto basato sulla fiducia e anche sulla reciproca stima. Grazie per essere presente, grazie ovviamente a Nicola Berton. Miss DR riceve anche un gioiello offerto da Miss Aurora, un buono carburante e un premio su T-Shop. Miss DR è Martina Evatore. Complimenti a Miss DR. Ed ora passiamo a Miss Venezia Moto a premiare Paolo Pizzaferri insieme a Rachele Salvagnin.
Venezia Moto riceve un gioiello offerto da Miss Aurora, un premio Red Phones e un premio Suki Shop. Abbiamo Paolo anche. E allora, Miss Venezia Moto è Virginia Poppi. Ora andiamo con Miss Picri Acconciatori. A premiare abbiamo Carlotta Meo e Samuele Tessari. Eccoli pronti. Riceve ovviamente un premio Picri, un gioiello offerto da Miss Aurora e un premio Suki Shop. Miss Picri Acconciatori, che ringraziamo per la loro grande partecipazione, è Gaia Ferronato. Ed ora passiamo a Miss Travel Bike. Premia Gianluca Maggiore insieme ad Elena Costantino. Miss Travel Bike riceve un gioiello di Miss Aurora, un premio Travel Bike, un premio Red Phones e un premio Suki Shop. Abbiamo Gianluca? Eccolo che arriva. Grazie mille Gianluca per la vostra partecipazione. Miss Travel Bike è Arianna Musobellin. Ed ora Miss Extension Lifestyle, a premiare Anna D'Amico insieme a Beatrice Busetto. Miss Extension Lifestyle riceve ovviamente un premio offerto da Extension Lifestyle, un gioiello offerto da Miss Aurora, un premio Suki Shop. Miss Extension Lifestyle è Aurora Stocco. Ora andiamo avanti con la prossima fascia, quella di Miss Giusy Store. A premiare Giusy, con lui Giovanni? Fate insieme, no? Giovanni. Giovanni
Giovanni, che questa sera davvero si è messo all'opera davanti a tutti noi. Miss Juicy Store riceve un premio fatto da Juicy Store, una borsa in pelle realizzata da te, caro Giovanni, disegnata da Giovanni, e poi riceve un premio anche offerto da Suki Shop e un gioiello di Miss Aurora. Miss Juicy Store è Elisabetta Rossi. Passiamo adesso alla prossima fascia, che è quella di Miss VG Mania. Chi premia qui? Premi tu, Giulietta? Dove l'hai lasciato l'uomo? A lavoro. E allora premia Giulia Urbinati. Miss VG Mania riceve un viaggio offerto da VG Mania, che bello, un gioiello offerto da Miss Aurora, un premio Red Pons, un premio Suki Shop. Miss VG Mania è Giulia Ballan. Giulia Ballan. E ora ragazzi saliamo sul podio, medaglia di bronzo, Miss Gioielleria BC. A premiare abbiamo Leonardo Baracco insieme a Carlotta Scarpa. Eccolo, ciao Leo. Consegniamo la fascia, ovviamente un gioiello BC, un gioiello Miss Aurora, un premio offerto da Carlotta Meo, un premio Pigri, un premio Suki Shop, un massaggio Well Balance e un premio anche Sun Lovers. Miss Gioielleria BC è Laura Merenda. E andiamo adesso al secondo posto, medaglia d'argento, Miss Villa Ducale. A premiare la padrona di casa Elisabetta Fogarin. Miss Villa Ducale riceve un soggiorno per 2 persone in Villa Ducale, un videoclip realizzato dai ragazzi di Club Veneto, che saluto e ringrazio sempre, un gioiello Miss Aurora, un premio offerto da Carlotta Meo, un premio Picri Acconciatori, un premio offerto da Alice Abbigliamento, un massaggio Well Balance, un premio Sun Lovers e un premio Suki Shop. Ecco Elisabetta, grazie ancora per questi 3 giorni stupendi e grazie ovviamente per questa finale meravigliosa. Villa Ducale, una perla se vogliamo in questa Riviera del Brenta, che va solo per essere conosciuta, e quindi grazie anche a voi per permettere la realizzazione di questi progetti. Allora, Miss Villa Ducale è Cosima Cassina.
siamo arrivate al momento tanto atteso. Abbiamo la nostra Miss Aurora in carica, Emma Banderne, le nostre meravigliose girls. È stato, penso, un percorso bello, interessante, alle volte anche un po' difficile, un po' duro, però sicuramente divertente. Spero che abbiate comunque passato una bella esperienza, che avete vissuto una bella esperienza, che questi 3 giorni ve li portate avanti nei vostri ricordi. Qualsiasi sia l'esito e il risultato, siete giovanissime, siete in gamba perché vi abbiamo anche conosciute e quindi andate avanti. Qualsiasi sia il vostro sogno, che sia la moda, sia lo sport, che sia un qualcosa insomma di un'attività, magari alcuni di voi vogliono già, ho visto, aprire qualcosa di proprio. Divertitevi e continuate a percorrere la vostra strada, la strada dei vostri sogni. Allora ragazze, Miss Aurora 2023 viene premiata da Emma Banderne, riceve la corona realizzata da B&C Gioielli, lo scettro realizzato da Forglass Murano, che ringraziamo, 2 lezioni di portamento offerte da MT Eventi, un massaggio presso il centro Well Balance, un gioiello Miss Aurora, un premio Sun Lovers, una seduta di armocromia, un premio Suki Shop, uno shooting fotografico con Davide Conte, uno smartphone offerto da Red Phones, un premio Carlotta Meo e un premio Piccoli Acconciatori. Miss Aurora 2023 è Beatrice Gelain! Perché ognuno di voi comunque ha vinto qualcosa, Allora io vorrei, mentre ovviamente ci sono ancora le foto di rito, ringraziare ancora i padroni di casa, quindi grazie a Villa Ducale per aver ospitato tutto lo staff, tutte le ragazze per questi 3 giorni e ovviamente per aver organizzato questa bellissima cena. Grazie a tutto lo staff di MT Eventi, a partire dalla regina, la capa, Banana Tabacco. Ringrazio ovviamente tutta la nostra giuria che questa sera ha veramente avuto un lavoro molto molto difficile, un carico da 90 potremmo dire. Grazie ancora a tutti i partner, a tutti gli sponsor che ci hanno appoggiato in questo percorso, anche in questa serata così particolare e emozionante. Grazie va anche a tutti voi per essere stati con noi questa sera e per accompagnare ovviamente tutte queste ragazze sulla strada dei loro sogni, quindi un applauso va anche a tutti voi. La strada della bellezza non finisce qui, perché Miss Aurora continua. L'anno prossimo siamo già pronti con le nuove date e quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle nostre pagine social perché ne vedremo delle belle, anzi delle bellissime. Buonanotte a tutti, ciao, grazie. Amici GD Ferro Team, la serata si è conclusa, siamo di nuovo qua nel mio salotto che ci ha accompagnato in questi giorni e adesso devo salutare una a una le nostre ragazze che hanno vinto il titolo nazionale. Partiamo da Virginia, che ha vinto appunto Venezia Moto con la Yamaha. Virginia, non siamo scontati, non diciamo che non te l'aspettavi perché alla fine si sa. Come ti sei trovata questa sera? Sappiamo già che siete tutte complici perché in questi giorni veramente avete avuto una grande intesa, una grande sintonia. La preparazione di oggi com'è andata? Eravate ansie, eravate tranquille? Devo dire che io in realtà ero molto tranquilla e c'era un po' di adrenalina nell'aria, però è stato molto divertente, tutto molto dinamico. Sì, alla fine hai vinto con una tua amica la fascia? Sì, non solo con una mia amica, ma con tutte le ragazze con cui ho fatto amicizia in questi 3 giorni. Quindi è stata una super fortuna questa, esatto. Va detta assolutamente. Sei pronta a intraprendere la
la responsabilità che ti dà comunque questa fascia, quindi tutti i lavori e gli obblighi che dovrai avere verso Miss Aurora e verso anche il tuo sponsor. Esatto, sì, sono prontissima e super carica. Bene, adesso noi congeniamo in Gina perché è abbastanza tardi, voi probabilmente questo video state vedendo un orario un po' più decente, quindi noi passiamo alla prossima Miss. Siamo qui anche con Arianna che ha vinto Miss Travel and Bike, quindi la fascia di una delle attività che abbiamo svolto in questi giorni, dove appunto quella dove abbiamo fatto la biciclettata, dove vi siete divertite tutte tantissimo, avete scoperto appunto la Riviera e soprattutto Dolo. Siete contenta della fascia? Sì, molto. Tra l'altro la fascia di un'attività dove vi siete anche tanto divertiti, secondo me è ancora più bella. Sì, esatto. Anche tu sei pronta agli obblighi che questo comporta? Certo, quindi sì. Da oggi in poi solo bici, mamma avvisata, adesso tu macchina, io bicicletta, mi tocca, è l'obbligo mio. Mi hanno regalato anche il casco, tra l'altro. Bisogna fare tutto in sicurezza. Esatto. Questa cosa va detta. Se non si fanno le cose in sicurezza, in che mondo mai vivremo? Questo va detto. Giusto. La serata è andata bene. Tu che ciocca avevi? Perché noi ricordiamo che tutte le miss avevano una ciocca particolare tra i capelli abbinata al trucco. Tu che colore avevi? La ciocca blu. La ciocca blu. Quindi ha portato bene. Sì. Che l'hai scelta tu la ciocca blu? Sì, l'ho scelta io. Quindi già tu col tuo nero corvino, la messo il ciocca blu, blu, esatto. è andata ancora, eri tutta in pandan, bisogna dirlo. Bene, ti ringrazio, noi Grazie ci vediamo a te. appunto durante quest'anno che andrai a percorrere con tutte le tue compagne e buonanotte. Va bene, buonanotte. Amici di Ferro, noi che lavoriamo con i social, lavoriamo con Facebook, lavoriamo con YouTube, lavoriamo con TikTok, lavoriamo con Instagram, lavoriamo veramente con tutto il mondo che è il social a 360 gradi. Adesso stiamo intervistando Miss Social, che è Ludovica, che tu hai vinto grazie a un TikTok che hai fatto. Quindi tu hai fatto talmente tante visualizzazioni, è stata talmente tanto piaciuta che questa cosa ti ha aiutato a aumentare i punti per poter prendere questa fascia. Sono molto contenta anche perché direi che fascia social è azzeccata, visto che mi piace tantissimo comunque postare, mettere foto. Futura influencer. Vabbè dai, mai dire mai. Mai dire mai. Diciamo o che TikToker, c'è sempre comunque c'è un grande spazio di manovra al giorno d'oggi. Esatto, magari non con numeri altissimi, però nel nostro però piccolo- bisogna sempre iniziare dal piccolo per arrivare al grande, quindi questa cosa non è mai detta. Già qua comunque abbiamo fatto le nostre visualizzazioni, hai fatto la diretta anche stasera dove è stata bravissima, avete ricevuto tutte tantissimi complimenti e soprattutto appunto avendo vinto questa faccia anche durante una diretta social è ancora un in più. Bene, sono contentissima, devo dire, poi è stata una serata organizzata. È stata devo dire, magica, molto questo va bene, detto. sì. Era la mia prima anche finale oltretutto, quindi proprio un'esperienza nuovissima, mi sono proprio divertita tanto. Bene, questo ci fa piacere perché è bello sentire che le ragazze che lo fanno per la prima volta sono state, oltre che sicuramente soddisfatte, sono riuscite a prendere la fascia, si sono anche divertite perché noi ci mettiamo, tutto lo staff che lavora qua ci mette veramente tanto impegno per farvi passare una delle vostre serate migliori e quindi per noi è solo che una gran gioia sentire queste parole. Immagino. Io ti ringrazio e ci Grazie vediamo mille a durante te. l'anno perché hai tanti obblighi da dover mantenere. sì, mi ha già accennato la Marola. Adesso si lavora perché pensano le nostre miss di finire qui, ma non finiscono mica qui, da ora si inizia a lavorare. Grazie mille. Ciao. La mia anonima, Giulia, è un nome che ha portato bene. Questa cosa va detta, cioè le Giulie ragazzi hanno sempre una fascia che prendono. E tu hai vinto la fascia di Miss Fashion Food. Yes. E tu tra l'altro hai già un evento tra pochissimo, quindi tu parti subito, neanche il tempo di firmare il contratto. Via. Neanche il tempo di firmare il contratto, metterti la fascia e dire ah che bello ce l'ho, no aspetta che devo correre. Esatto. Quindi si parte subito a sgambettare. Com'è andata questa serata? Come Bene. l'hai sentita dentro? Bene, me la sono vissuta veramente bene con ragazze carinissime, con un bel clima e quindi questo ha reso tutto molto più tranquillo, diciamo. E beh, che dire, la villa bellissima e La preparazione ha aiutato anche ancora di tanto più. sicuramente. Quindi insomma È andato tutto è benissimo. andato tutto benissimo. Questo quindi, è stata una serata, potremmo dire non è ancora finita, perfetta. Non diciamolo troppo, No, ma esatto. l'abbiamo detto una volta, basta avanza, chi vuole capire ha capito. Bene, Ok. io ti ringrazio, ti do la Grazie a buonanotte te. e Grazie. ci vediamo al tuo primo evento. Va benissimo. Ciao. Ciao. E con Elisabetta facciamo anche la fascia di Miss Juicy Store, quindi tra l'altro uno dei brand col quale tu hai sfilato questa sera. Esatto. E tra l'altro anche con uno dei brand che abbiamo fatto anche lo shooting fotografico in diretta. Ti sono piaciuti questi capi? Sei contenta di rappresentare questo negozio? Sì, veramente bellissimo, poi tutti dipinti a mano.
veramente. Sì, sono veramente delle chicche incredibili, questa cosa va veramente detta, sono pezzi unici e poi sfociano veramente dal più elegante al più sportivo, quindi si adatta veramente a tutto e a tutte le età. Quindi anche a te comunque ti vedremo molto presto passare con tutti gli altri Juicy Store, probabilmente la mamma e il papà ne avranno anche 2 scatole di casa. Mi raccomando, mamma, vanno lavati molto delicatamente, lavaggio a secco perché sennò si rovinano. Avvisiamo che non roviniamo i capolavori, perché purtroppo sono state delle volte che è successo, questa cosa va detta, è capitato, ma non succede niente, sono dipinti, si rifanno. Se non succede forse è meglio, che sennò ci tagliano in 2 la testa. Bene. La serata è andata, la ciocca era la fucsia. Sì. Hai resistito tutta la sera? Sì. Bene, questo è l'importante, che oltre che i numeri non perdevamo anche le ciocche, che ci mancava solamente quello in questa serata. Bene, io ti ringrazio, ti congedo e ci vediamo al vostro primo evento. Grazie. Aurora, la nostra Aurorina, ormai soprannominata in questi giorni, ha vinto Miss Extension Lifestyle. Quindi proprio quelle extension che voi avete indossato in questa serata, quindi tutte voi avevate un pezzo di questo brand nei vostri capelli, che ha appunto decorato le vostre acconciature, dal quale è stato fatto poi il make up, quindi era tutto, voi pensavate fosse stato fatto un po' a caso, era tutto preparato con mesi e mesi di lavoro, anche il più piccolo eyeliner, che non pensate, assolutamente. Com'è andata la serata? Beh, è andata benissimo e sono anche contenta della mia posizione, non me l'aspettavo. Vabbè, alla fine quando poi si va anche un po' più in alto, ogni fascia che si chiama, da un lato dici sì, magari, dai che forse chiama me, però da un lato sempre più ti alzi, dici vabbè dai, cioè è quel mix tra vabbè me la metto via, ma ancora magari forse sono io con quel puntino in più, e quindi la speranza è l'ultima a morire. Infatti alla fine ci siamo posizionate bene, questo va detto. Bene Aurora, io ti congedo. Grazie. Vada a firmare il suo contratto da Miss e noi passiamo alla prossima, la mia anonima che ha vinto Miss VG Mania, che tra l'altro il rappresentante era il mio povero Leo, che questa sera non c'è stato, però noi lo salutiamo perché sta facendo degli eventi molto importanti alla Mostra del Cinema, e sappiamo che comunque ha seguito tutta la diretta, è stato anche lui molto contento della scelta della sua fascia. Tu adesso hai vinto anche una cosa molto speciale, che è un viaggio con loro, quindi puoi decidere di partire, chi ti accompagnerà. Hai già in mente qualcuno? Sì, ho già in mente qualcuno. Chi è? Possiamo saperlo? Mio amoroso. Tu amoroso, ci sta, è giusto, e alla fin fine bisogna anche accontentare un po' tutti. Assolutamente, questa cosa va più che bene. Poi ti verrà svelata la location, saprai tutto quanto, e appunto da là inizierà il percorso vero e proprio con loro. Sai che anche loro fanno un sacco di eventi, fanno veramente un sacco di cose, e con loro è anche un'opportunità comunque di lavorare, perché loro lavorano veramente 365 giorni l'anno, principalmente anche in estate, quindi sai che lì troverai sempre uno sbocco se vuoi fare qualcosa dal mondo un po' più festaiolo. E invece però prima di VG Mania c'è Miss, quindi, e MT Eventi, quindi adesso dobbiamo anche focalizzarci su tutti gli obblighi che abbiamo con Manola. Certo. Sei pronta a firmare il contratto e tutto quello che ne consegue? Sono pronta. Non vedevi l'ora, secondo me. Eravate tutte con la penna lì, dai, perché voi le avete viste da davanti, ma da dietro erano tutte con la penna, dicevano dai che adesso mi arriva il contrattino di Manola con la fascia, dai. Perché alla fine vincere una fascia appunto non è solo fine a se stesso, ma è anche riuscire dopo ad avere uno scopo e un lavoro. Bene, io e Miss VG Mania vi salutiamo e passiamo alla prossima Miss. Grazie. E con Gaia abbiamo Picri Acconciatori, che sono quelli che vi hanno acconciato, addobbato, attaccato alle extension, sistemato proprio tutta la vostra testa, col quale avete fatto anche il lifestyle, che è routine, ricordiamolo, perché noi il primo giorno abbiamo dedicato completamente alla bellezza e alla preparazione del concorso, e quindi tu hai vinto la fascia con loro. Sei pronta a farti fare le pieghe gratis per un anno? Prontissima. Penso che questa sia proprio una cosa che sicuramente sarà molto dura a fare, vero? È un duro lavoro, ma qualcuno lo dovrà pur fare, questa cosa, vedete? Ognuno ha la sua piaga. C'è chi fa un viaggio, c'è chi deve farsi fare per forza la piega dal parrucchiere, c'è chi gli regalano i vestiti. È duro il mondo delle miss, va detto. È proprio stressante. Il prossimo anno mettiamo anche un bel massaggiatore, così anche per quelle un po' più stressate. Facciamo da cavi anche su quello, così proprio le miss vanno in brodo di giuggiole. Bene, questa sera è andata bene. Sì. Eri anche tra le ultime, quindi hai visto anche un po' tutte passare. Secondo me l'ansia era arrivata alle stelle quando toccava a te, perché essere
tra quelle più in fondo, quando siete così tante, mi ricordo, è sempre molto molto tosta. Però devo dire che preferisco essere ultima, quindi che mi prendo i miei tempi. Sì, perché poi l'ultima è quella che alla fine se la può un po' più godere. Infatti. Quello va detto assolutamente. Anche questa sera l'abito era veramente meraviglioso. Noi ricorderemo sempre il tuo abito iconico che ti ha fatto arrivare qui, che gli amici di Farotim erano impazziti di questo vestito che aveva molto particolare, tutto aperto, che però purtroppo questa sera non siamo riusciti a portare perché comunque era già stato messo una precedente tappa, e quindi abbiamo voluto dare spazio a un altro pezzo del guardaroba, e questa cosa comunque ci sta perché sennò gli abiti si ingelosiscono, quindi è meglio sempre dare uno spazio a ognuno, sono come le donne, hanno bisogno tutti dei loro momenti. Bene, noi ci vediamo tra poco perché comunque anche tu farai un sacco di eventi, ci vedremo anche dal parrucchiere per tutti i vari video che bisognerà fare. Ti saluto, ti congedo. Genitori, ve la restituisco, andate pure a casa a dormire. E Martina e Miss DR, anche tu ti sei aggiudicata una fascia, sei stata bravissima, hai sfilato bene, ci siamo divertite, è andato tutto benissimo. Un po' freddino. Neanche tanto. Neanche tanto. Era più freddo oggi quando vi facevano i capelli, che c'erano i climatizzatori a meno 50. Allora, la cryotherapy è l'avanguardia al giorno d'oggi per la salute, per il dimagrimento, per la pelle, per tutto. Oggi è stata fatta, questa cosa va detta. 2 condizionatori abbiamo accesi. avuto anche la cryotherapy perché avevamo 3 aree condizionate accese, erano nel salone grande di Villa Ducale, dove le ragazze venivano acconciate, e io mi ricordo te che eri lì col pantaloncino, il maglione nella sedia più indietro così, tipo, io dico freddo, tu tant'è che mi sono messa pure un vestito lungo che potevo rotolarmi sulle gambe. Però come posso coperta. dirti, tutto questo rassodare ha portato a una fascia, quindi il freddo, quindi va bene, dici. Quindi il freddo ha riportato i suoi frutti. Poi comunque è questi andata. 3 giorni ho fatto un po' detox. Diciamola così. Poi la pizza al Calispera è stato il detox finale, questa cosa detta, tra carbonara, abbiamo detto, gnocchi, panne e recuperiamo salmone, tutto quanto. L'unico giorno di dieta che c'è stato è stato il primo che ho mangiato l'orzo con la minestra. Ma io penso di non aver mai mangiato così tanto pane in tutta la mia vita. Ma ragazzi, ve lo giuro, era buonissimo. Infatti avevo proprio speso che qua si mangia proprio bene. Bisognava da te forse devi prendere quella del fashion food. Ma io ho fatto anche la recensione, mi sono messa a scrivere un papiro dicendo tutto buonissimo, abbiamo mangiato. Veramente qua siamo stati accolti molto bene. Tu adesso dovrai iniziare a lavorare, mica finita qua. Lo so. Ti aspetta un anno duro. Però siete in tante, siete in famiglia, quindi alla fine dai, ve la godrete anche. Beh dai, dico, ho già vissuto comunque un'esperienza in cui dovevo lavorare, ho rappresentato una fascia per un altro concorso per un anno intero. È stato faticoso. E quindi hai detto, sì, per un po' di sadismo sano che non guasta mai, ributtiamoci, dato tanto non ho che splerato sono abbastanza. masochista. Ma sì, facciamolo. Ho detto almeno snella. Lo stress snella. Ma sì, poi comunque il divertimento c'è sempre, cioè un divertimento di base c'è sempre. Beh, comunque se lo si fa principalmente per quello, poi si sfocia anche in un lavoro un po' più in là. Poi finché sei bene. con i tuoi amici, o almeno quelli che lo sono diventati, secondo me andrà sempre bene. Quello sicuramente. Io ti ringrazio, ti do la buonanotte. Noi passiamo alle ultime 3. Grazie mille, buonanotte. Laura è Miss B e C Gioielli. Ovviamente io, ragazzi, leggo le fasce perché è una certa. Anche io si è fatta una certa. Anche io diciamo che ho bisogno dell'aiuto da casa. A chi vuole essere milionario una volta si telefonava. Io per fortunatamente ho richiesto le cose a caratteri cubitali sulle fasce. Ma ragazzi, cioè, ognuno il suo. Sei arrivata nonostante tutto fino alla fine e hai vinto anche la fascia. Assolutamente. Sono super contenta di questa cosa. E anche con ottimi punti, perché comunque sei arrivata terza. Ti dico la verità che io all'inizio ho detto, secondo me anche prima, perché ho visto un attimo il movimento nella tavolata giuria, ho detto ma vuoi vedere che, però anche terza comunque va benissimo, perché poi sai alla fine tutti i giurati hanno un loro parametro, una loro idea, e quindi
ognuno va da sé. Però diciamo che è stato un podio veramente molto bello, questa cosa va detta, due more, una bionda centrale, è sempre molto bello. Poi comunque tra tutte, cioè siamo in tante, siamo tutte preparate, siamo arrivate qua, non è stato facile secondo me. No, beh, non era, ma poi la cosa bella di questa sera è che nessuno di noi, neanche quelli che hanno fatto il conteggio voti, me e Carlotta, noi ogni volta che calcolavamo dicevamo aspetta che ricalcoliamo, perché eravate veramente alcune con distanza, altre con meno distanza, però tutte più o meno lì. Quello va detto. L'unica che si è alzata più di tanto è stata la prima classificata, perché proprio lei ha avuto proprio un distacco, ma tutte voi eravate veramente 1, 2, 3, 5, non eravate più di quello va detto. Quindi va molto bene. Poi ricordiamo sempre che anche le ragazze che non sono passate non prendetevela, perché si può sempre rifare. Siete tutte bellissime, sapete che ogni anno la giuria cambia, quindi in base a come si è soggettivamente attratti da una cosa o da un'altra si possono avere varie possibilità, perché non è detto che magari se la giuria cambiava fossero cambiate tutte le cose, perché giustamente siamo esseri umani, non robot, questo bisogna dirlo, perché abbiamo anche noi questo piccolo difetto, abbiamo un cuore, scusate. Purtroppo è andata così, però ricordiamo che avete anche avuto chi penalità, chi dei punti in più per il comportamento che avete avuto in questi giorni, quindi quello ha veramente fatto tutte le sorti della serata e delle fasce, però bisogna dire che a parte alcune che hanno avuto dei voti bassi siete state veramente tutte bravissime, e anche comunque i voti bassi non erano neanche un basso da dire proprio nulla. Aiuto, esatto. Quindi siete state veramente tutte brave. Bene, io ti ringrazio e noi passiamo alla seconda. Grazie mille. La prima. Cosima, tu hai vinto Miss Villa Ducale, secondo posto, quindi tu hai vinto proprio la fascia che rappresenta questo magico posto che ci ospita. Tu sei anche molto giovane, quindi non è che io ti ho visto che eri emozionata, hai sfilato benissimo, te lo dico proprio da un punto di vista personale, si è visto il lavoro che hai fatto, oltre in questi giorni anche nel tuo percorso, perché io sono una piccola spia e quindi ho visto proprio che sei molto migliorata. Questo te lo dico da Giulia, al di fuori della fascia, al di fuori di tutto, sono veramente fiera perché ti vedo che stai andando sempre meglio. Grazie mille. E questa fascia ne è la dimostrazione. Una bionda nel podio era giusto, bisognava farlo, non si poteva fare un podio tutte more, una bionda era necessaria, questa cosa va detta assolutamente. Questa sera è andata bene, sei divertita. Molto. Nel backstage com'era l'aria? È che voglio un po' di gossip. Devo dire che non me l'aspettavo, però secondo me grazie ai 3 giorni che ci hanno uniti era tutto abbastanza tranquillo, ci siamo aiutate l'una con l'altra. Beh, questa è una cosa stupenda. Sì. Bene, la cosa migliore, soprattutto in momenti come questi, che avete un'uscita dietro l'altra, siete molto frenetiche perché dovete correre a destra e a sinistra, aiutarsi tra tutte, è molto bello. E dopo le fasce com'era il backstage? Era ancora molto solidale o è cambiato un pochino? Devo dire che non ci sono tornata perché tutte già andate hai preferito evitare. Sì, Capisco, perché anch'io quando era così io dicevo vado dopo, quando hanno fatto tutta la valigia, che così se qualcuno mi deve tirare i capelli o strappare l'extension preferisco evitare, con quello che costano lo facciamo più tardi, va bene così, le vedrai il prossimo anno se vogliono partecipare, al massimo ti tirano qualcosa dietro la malata, sei già preparata perché Manola durante l'anno vi ha già addestrata a parare i colpi. Bene, io ti saluto, ti congedo, ti do la buonanotte e passiamo alla prima classificata. Grazie mille. Beatrice Gelain, hai guadagnato scettro, corona, fascia di Miss Aurora 2023, la rappresentanza di Miss Aurora 2023-2024 per l'anno che andrà. Hai vinto un sacco di premi che sinceramente sono invidiosa, cioè se ti avanza qualcosa condivido. Siamo qui, non ti preoccupare, noi prendiamo su quello che viene. Com'è stato? Cioè, parlato che ti ho visto che eri super emozionata appena te l'hanno detto. Sì, cioè non ci credevo sinceramente, anche perché poi io mi ricordo che tu già un po' i primi giorni lei ha detto, era un po' demoralizzata perché ha detto Manola, io ho vinto anche la finale regionale, non è che dopo perché lei era già una finalista, quindi aveva già una fascia, tutti gli ha detto non è che dopo io non posso prendere una fascia in serata perché ho già vinto quella. E tu ti dici ma no, ma sei tranquilla, lei che si è fatta tutto sto film, oddio non ce la farò mai perché io l'ho già vinto. Ce l'ho fatta, ci hai creduto che ce l'hai fatta, te lo giuro, sì. Pizzicotto,
Siamo Ok, qui. è vero, è vero. È vero, è verissimo. 20 kg sono veri, Veramente. quindi va tutto più che bene. La Esatto. corona è stupenda, ti sta benissimo. Grazie mille. Da adesso inizi Il mio nuovo lavoro. il tuo nuovo lavoro. Un Part-time. lavoro che durerà un anno con Manola, MT Eventi, la squadra di portamento, tu modella per un giorno e soprattutto Miss Aurora. Avrai anche già subito degli eventi, quindi non sei ferma perché saremo anche ospiti al The Ben per un evento della Mostra del Cinema. Quindi mi raccomando, vestirsi super belle. Certo, farò del mio meglio. E ovviamente un po' da serata perché comunque Molto eleganti. eleganti ma comunque un po' frizzanti, quello serve sempre. E mi raccomando, portiamoci dietro tutto. Ovvio. La serata finisce, le luci si spengono, i tacchi si mettono via, il tubino si riconsegna insieme al kit che vi è stato dato qua all'inizio, tutto si chiude, ma tu hai appena iniziato. Non possiamo fare altro che dire, amici di Zero Team, che io e lei vi salutiamo, vi diamo appuntamento al mio salotto il prossimo anno, a lei che rappresenterà il concorso alla prossima finale. Quindi non possiamo fare altro che darvi appuntamento alla prima data che verrà fatta a novembre con la prossima selezione, la prima selezione del nuovo anno di Miss Aurora. Vi salutiamo, ci congediamo e ci vediamo il prossimo anno sempre qui, sempre a Villa Ducale, sempre con le Miss, ma con una finalista, con una rappresentante di Miss Aurora 2023 più bella che mai. Un bacio e buonanotte. Buonanotte.